Quando ho deciso di intraprendere la strada del ballo, cercavo qualcosa che mi stimolasse, qualcosa che mi spingesse ad andare oltre i miei limiti, qualcosa che mi portasse a sciogliermi, a uscire dalla mia zona di comfort. Quando ho preso la decisione di iscrivermi ad Aquí se baila, l'ho fatto inizialmente per un motivo di comodità e di flessibilità. Il fatto di poter scegliere diverse fasce orarie, diversi corsi, è stato decisivo per il tipo di lavoro e il tipo di vita che faccio. Poter riguardare i contenuti delle lezioni online sicuramente è molto utile, perché così abbiamo tutti la possibilità di rivedere quello che abbiamo imparato a lezione, di non dimenticarlo, e di vedere chi balla perfettamente in modo da rendersi conto dei propri errori fatti durante il ballo. In Aquí se baila mi piace moltissimo il fatto di provare diverse volte una figura finché non riesce, e dopo il discorso della pratica guidata, di poter provare le figure tutti insieme anche con allievi di altri corsi e di poter in questo modo mettere in pratica subito quello che si è imparato a lezione. Il martedì sera è una serata speciale perché permette a noi allievi di ballare tutti insieme, di conoscere gli allievi di altri corsi e di fare pratica tra di noi anche con persone che non vediamo di solito a lezione. Ed è molto utile perché permette proprio di sciogliersi prima di affrontare la pista da ballo in un locale adeguato. Consiglierei Aquí se baila per il fatto che io qui ho trovato la mia strada, nel senso che ho trovato persone che mi hanno aiutato a superare questo limite e secondo me il loro metodo e la simpatia, la scioltezza degli insegnanti può permettere di imparare a ballare a chiunque. Sicuramente il fatto di ballare in una sede dedicata aiuta l'apprendimento, lo facilita in maniera esponenziale perché permette agli allievi di concentrarsi su quello che stanno facendo e dedicare proprio tutta la loro attenzione all'insegnante, senza essere distratti da elementi di sottofondo e soprattutto di imparare liberamente, di fare tutte le domande che si sentono di fare senza essere soggiogati dalla folla circostante. In Aquí se baila ho trovato dei maestri molto preparati, degli assistenti comprensivi, flessibili e veramente persone capaci di aiutarti, di farti sentire a casa, di farti superare i tuoi limiti.